Allora, vediamo, solo rispondere rapidamente al messaggio. Per entrare poi nel mondo del lavoro occorre fare un altro corso di formazione No, non professionale? serve fare perché l'esperienza ce l'ha. Certo che naturalmente che anche il settore termoidraulica in questi anni è soggetto a grandi cambiamenti, basta pensare solo al fatto che gli idraulici si stanno spostando dal calore al freddo, cioè a mettere su gli impianti Quindi di occorre aggiornamento raffreddamento. comunque. Sì, dico una per tutte. Per gestire anche un impianto di raffreddamento adesso c'è un libretto per tenere i gas che vengono utilizzati, e per gestire le caldaie occorre essere munito di un patentino, difatti ci sono in questi giorni corsi per i patentini per gestire le caldaie al di sopra di una certa potenza, però insomma, fondamentalmente credo che il Signore sia un'esperienza di tutti questi anni, sia abbastanza autosufficiente e possa tentare di rientrare nel mondo del lavoro. Quindi basta avere anche la cognizione delle ultime normative entrate in vigore, questo sostanzialmente. Esatto. Centri per l'impiego. Abbiamo dei dati anche qui che sono Sì, abbastanza, e quindi parliamo di disoccupazione, disoccupazione. sì, infatti purtroppo abbiamo dei dati negativi. Dal 2008 ad oggi, a gennaio-febbraio 2014, vi do due dati. Come iscritti ai centri per l'impiego della provincia di Venezia, nel 2008 sono stati 18.000. Parlo di gente che si è iscritta per la prima volta, ok, ai centri Quindi per era senza l'impiego. occupazione. Ok, 2009 siamo passati a 25.000, 2010 abbiamo avuto sostanzialmente 25.000, quindi pari al 2009, 2011 siamo arrivati a 27.000, 2012 28.000, 2013 30.000. Cioè quasi raddoppiati nell'arco Nell'arco di... di 5 anni, 6 anni, in effetti È un proprio numero altissimo. È un elevato. dato allarmante della provincia di Venezia o si equivale per vari Allora, territori? la provincia di Venezia, anche qua purtroppo a malincuore, proprio a malincuore, devo dire che è la provincia, una delle province più colpite del nord, non della regione Veneto. Della regione Veneto ormai è assodato con i numeri che abbiamo, Del ma nord del Italia. nord Perché? Italia. Per quali tipologie Beh, aziendali? abbiamo avuto il problema chiaramente centrale, no, della provincia di Venezia, Porto Marghera, abbiamo avuto tutta la zona che va da Tessera alla Riviera del Brenta, dove abbiamo avuto grosse aziende, grosse realtà, dove praticamente sono fallite, hanno chiuso e di conseguenza ecco tutta la zona del Veneto orientale, che è una zona, come abbiamo detto prima, molto artigianale, no? Che lavora con gli artigiani, con le piccole e medie imprese, praticamente hanno avuto un riscontro negativo in quanto era proprio la grande azienda che dava lavoro alla piccola azienda. Per fortuna la Riviera del Brenta ha tenuto col manufatturiero si dico bene, e soprattutto c'è stato un piccolo incremento nella zona, per quanto riguarda la provincia di Venezia, nella zona di Milano, Scorzè, dove è diventata in tutti questi anni la prima zona industriale. Quando prima era Porto Marghera, Infatti. Mestre era la Quindi zona anche principale, cambiamenti ci sono proprio. stati dei cambiamenti. Questo chiaramente ha portato questo tipo di tasso, tenendo presente che nel solo gennaio-febbraio abbiamo quasi 5.000 nuovi iscritti, gennaio-febbraio del Ecco, voi 2014. riuscite, come si diceva prima, per i centri per l'impiego, per i quali avete un ritorno occupazionale importante, ad avere un ritorno significativo oppure Purtroppo no? anche qua Cioè dobbiamo c'è un dire no, incontro no, 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 domanda-offerta. il problema è che i centri per l'impiego, lo Stato, è da 15 anni, cioè ecco, da quando praticamente hanno creato i centri per l'impiego e quindi hanno trasferito il mercato del lavoro dalla regione alle province di competenza, lo Stato non ha più investito un euro. E questo è un peccato, perché io in provincia, per quanto riguarda il mio settore, il nostro settore, abbiamo persone professionalmente competenti. Abbiamo, e come io lo dico sempre, è come se avessimo una Ferrari parcheggiata e non possiamo utilizzare questa Ferrari perché non abbiamo gli strumenti, non abbiamo l'opportunità per poter, Ecco, di ma, conseguenza. Noi facciamo tutti gli cioè, sforzi, noi abbiamo tutti gli sportelli aperti, chiaramente cerchiamo di metterci in rete ma ci manca proprio 15 anni non c'è stato un euro da parte dello Stato, perché le regioni ce l'hanno trasferita a noi, è lo Stato che ci deve dare un incentivo. Adesso, forse, anzi, dal 1° maggio, dall'inizio di maggio è un argomento molto delicato, sembra che parta
anzi parte questa garanzia giovani. Garanzia giovani, infatti, giovani, che forse dovrebbe essere ampliata come età. No? Bravissima, ma soprattutto io ho partecipato a 2 incontri in regione, è un progetto nazionale, sì. Quindi non è ecco qua, è un progetto nemmeno più, non è un progetto regionale. Io non capisco a Roma, lo dico perché effettivamente, lo dico perché lavorando nel territorio, lavorando in provincia e nei territori con i comuni, noi abbiamo bisogno di risposte, devono capire che ogni territorio è diverso. Cioè, il territorio della provincia di Venezia è diverso da un territorio della provincia di Catania. Assolutamente. Assolutamente sì. Cioè, allora dico, devono capire che va bene questi progetti nazionali, no? Però perché non danno più facoltà e più possibilità ai territori ma stanno di invece gestire, accentrando sempre e stanno di accentrando più. sempre di più. Mi viene da dire, non sono un esponente della Lega, ma mi viene da dire benedetto il federalismo in questo caso. Ripeto, perché effettivamente noi abbiamo bisogno del nostro territorio. Questo non vuol dire andare a, come dire, denigrare gli altri territori, ma se io il mio territorio ho bisogno di un qualcosa di particolare, che l'altro territorio, io faccio solamente un danno sia a uno che all'altro territorio. E qua a Roma non si rende conto e non ne capisce. Ecco, quindi lei non vede grandi opportunità con questo progetto giovani, dovrebbero ampliarlo, poi non si sa fino a 29 anni, anche lì da comprendere. Io voglio essere ottimista, io guardo sempre il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, però per come sta partendo ho paura che poi sicuramente il nostro presidente Renzi, presidente di tutti, degli italiani, Renzi a maggio farà grandi proclami per quanto riguarda la garanzia giovani, però visto che Renzi, anzi faccio l'appello, vediamo se mi ascolta, visto che Renzi ha fatto proprio il presidente della provincia, quindi ha lavorato nei comuni come amministratore, quindi sa cosa vuol dire, come ho fatto io, il consigliere comunale, l'assessore comunale, l'assessore provinciale, il consigliere comunale di una grossa città, no? Come Firenze in questo caso. Allora, visto che Renzi conosce bene il territorio, prima di partire con, non è suo il progetto Garanzia Giovani, proviene dall'altro governo, però chiaramente parte col governo Renzi, si rendesse conto che forse c'è bisogno di capire il meccanismo e di non andare a dire ok, solo per uno spot, chiedo scusa, uno spot pubblicitario, perché effettivamente fa colpo tanti soldoni, adesso non mi ricordo quanti, ma sono tanti soldi, finalmente dico, tanti soldoni dovrebbero garantire questi giovani, ma vediamo come devono essere garantiti, perché io non voglio che i giovani prendono un posto di lavoro per 3 mesi, per 6 mesi e poi rimangono a casa, no? Sarebbe bello vedere questi ragazzi che invece hanno una durata, no, nel tempo. Non voglio essere pessimista, io sono sempre stato ottimista e voglio essere anche qua in questo caso. Speriamo bene. Speriamo bene. Poi ci troviamo, esatto, anche quando io rimarrò a fare credo, da quello che ho capito, perché non lo sappiamo ancora nemmeno noi, fino a dicembre ci hanno prorogato, da giugno terminiamo il nostro mandato, da giugno a dicembre gratuitamente, però noi rimaniamo a fare questa fase che poi, esatto, che arriverà poi alla città metropolitana. Quindi comunque un po' di somme si potranno tirare. Esatto, dai. fino a dicembre, se mi inviti ancora, poi ne parleremo di questa garanzia giovani. Bene, speriamo bene, dico, speriamo bene. No, anche poi per capire, diffonderla e farla conoscere appieno. Esatto. Assessore, grazie di essere stato qui con noi, di averci aggiornato, grazie ci ha fatto voi, molto piacere, l'aspettiamo ancora come sempre, anche lei preside. Buon lavoro a questo punto con questi giovani, vedremo quali saranno anche gli altri risultati, perché ci saranno altre... Quanto durano questi corsi? I corsi durano da 900 ore a 40 ore. Quindi vuol dire in quanto in giorni? Vuol dire che vanno da 9 mesi a 2 settimane. Quindi sono giornate, sì, perché sono formazioni poi anche mirate a seconda della tipologia dell'utente. E tra l'altro sono corsi, soprattutto questi di chi oggi, molto vivaci, perché oggi avete un gruppettino che è a Roma. Oggi abbiamo un gruppettino che è ospite della Clerici, la prova del cuoco, esatto. Quindi ecco, hanno anche molti stimoli mediatici. Ma noi abbiamo preferito venire da te. Grazie, vi ringrazio naturalmente. Allora, facendo un in bocca al lupo naturalmente ai nostri ospiti, anche a voi buon proseguimento. Noi ci vediamo questa sera alle 21 per la diretta serale, parleremo di famiglia,
parleremo di provvedimenti, se ne sono stati presi da parte del governo, ne vorranno prendere per la famiglia e quindi in generale per la nostra economia, per anche il lavoro e l'occupazione. Come sempre in diretta, voi potrete partecipare, vi aspetto questa sera, grazie.